Questo è il nuovo giovane che è arrivato da Belluno, Massimiliano Dal Farra, un giovane promettente, e adesso lascio la parola al giornalista che mi farà qualche domanda. Come ti è sembrata la partita oggi? Un po' di emozione e il risultato comunque 1-1 non è da buttare via. No, era difficile entrare sotto 1-0, ma diciamo che io ho dato il meglio che potevo in questa fase di preparazione e niente, abbiamo fatto gol e siamo contenti per il pareggio alla fine. Durante l'intervallo il mister vi ha scosso un po' o vi ha lasciato tranquilli comunque? No, ci ha scossi perché ci teneva un risultato importante e è stata la scossa per fare gol e per fare il pareggio. E andando invece sulla tua prestazione personale, come ti sei visto? Hai ancora margini di miglioramento? Sei in fase di rodaggio, come si dice? Sicuramente queste partite aiutano per fare minuti e per conoscere la squadra, tutti i compagni, anche perché sono nuovo di questa squadra e quindi niente, queste partite servono appunto per conoscere la squadra e prepararsi per il meglio per il campionato. L'ultima cosa, tu è il tuo ruolo naturale quello che stai giocando o hai un ruolo che preferisci diverso? No, il mio ruolo è quello di centrocampista centrale, ma il mister mi ha fatto giocare anche terzino, destro qualche volta, nelle amichevoli preparazioni. Perciò tu dove ti mettono insomma dai il massimo e non ti fai problemi? Dove mette il mister? Bene, grazie. Bene, Federico Morassutti, tu mani in tasca, gambe che si vedono senza gesso, però insomma coi punti, questo per dire che sei reduce da un infortunio, però insomma pian piano stai recuperando. Prima ci hai presentato un tuo collega, ma adesso parliamo di te. Come hai visto la partita e quando pensi di rientrare? Beh, partiamo dal fatto quando penso di rientrare. Sto facendo ancora riabilitazione, i tempi potrebbe essere diciamo fra un mesetto e mezzo, 2 dai, diciamo per metà ottobre, fino a ottobre potrei essere disponibile. Perciò stai già facendo corse, insomma... Adesso devo iniziare. Perciò non stai ancora caricando? Sto ancora caricando sul tendine per le forze. Bene, andando invece, visto che tu sei un addetto ai lavori, guardi da dentro e sei sul campo quasi un secondo mister, insomma affianchi un po' i tuoi compagni negli allenamenti, con cosa ti sembra? Dai, parlando della prima partita di Coppa Italia sicuramente c'è ancora da lavorare, però secondo me abbiamo fatto delle cose buone. Bisogna anche dar tempo, anche perché ci sono tanti giovani, oggi magari 2 o 3 vecchietti non c'erano neanche e niente, sicuramente bisogna lavorare tanto, questo è normale, però secondo me sono fiducioso che potremo fare una buona stagione. Allora, diciamo una parola in conclusione anche del Gorgense, cosa ti sono sembrati gli avversari? Secondo me è una buona squadra, si conoscono da anni perché giocano assieme da parecchi anni. Sicuramente sarà una squadra rognosa e difficile da affrontare. Allora insomma stasera possiamo chiudere con una soddisfazione, insomma un 1-1 che sì, dai. non ci lascia... Non perdere, dopo vabbè, è tutto aperto. Bisogna migliorare, però siamo agli inizi, abbiamo ancora tempo di lavorare. Ci vediamo alla prossima. Allora, grazie Federico, grazie.